Eccoci ragazzi, sono parecchio emozionato devo dire, perché è giunto il momento della partenza finalmente, dopo ritardi e disguidi vari. Siamo a casa ma stiamo per partire. Adesso arriverà anche Vero e via verso la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, la Sardegna e poi chissà. E adesso, Vero? Adesso, ciao, vi saluto, io interrompo il mio viaggio qua dopo ben 2 ore. Siamo appena arrivati in Val Borlezza ed è uscito il sole e dietro alle mie spalle si vede il santuario della Madonna della Torre, la cui origine sembrerebbe risalire all'801 per Carlo Magno. E si dice infatti che sia uno dei santuari più antichi della diocesi di Bergamo. Ora seguiremo la Val Borlezza verso Clusone e poi Val Seriana. Per ricordare le antiche professioni, qui a Cerrete Basso è stato istituito un palco, il Parco dei Mulini. Qui alle nostre spalle lo abbiamo appena attraversato e potete vedere il mulì di Pierino, De Pierino, e dietro c'è un'altra ruota ripristinata e ancora funzionante. Arrivati sull'altopiano di Clusone, praticamente in Val Seriana, e adesso abbiamo già imboccato la ciclabile, quindi siamo fuori dal traffico, bellissimo. Fa un po' fresco, c'è una braceria qua di fianco, ci siamo fermati un attimo, c'è un profumo di carne alla brace che ci verrebbe voglia di infilarci all'interno del ristorante. Siamo entrati in Val del Riso, questo è Gorem, come vedete scritto sul cartello qua dietro di me. Sicuramente la mia pronuncia non sarà perfetta, comunque questo è, ed è, come vedete, un territorio dedicato, che era dedicato alle miniere. Abbiamo imboccato la ciclovia della Valle del Riso e davanti a noi c'è il Monte Alben, tutto seghettato, alto 2019, e noi ci passeremo praticamente sotto, raggiungendo il Colle di Zambra. Siamo arrivati a Chignolo, Doneta, e vedete che il panorama non è niente male, il tramonto è già andato, cioè il sole è già tramontato, lì in alto sulla destra c'è la luna e noi adesso cerchiamo un posto dove piazzare la tenda. Prima colazione in tenda, stiamo cucinando un po' di tè. Siamo a Chignolo e il freddo è sopportabile, direi, perché anche se è prevista neve per oggi non è che abbiamo sofferto più di tanto questa notte. Oggi vedremo. Se il buongiorno si vede dal mattino, beh, qua oggi prenderemo tanta neve. Siamo svegliati che era anche abbastanza caldo, non nevicava in realtà fino a 20 minuti fa, adesso è iniziato a nevicare e già la neve si sta fermando sulla nostra tenda e vabbè, insomma, adesso vediamo, speriamo, perché dobbiamo salire fino a 1300 e su strada sterrata per il momento, quindi adesso andiamo a vedere cosa ci riserva questa giornata. Le previsioni erano queste, in realtà dicevano che iniziava a nevicare dalle 10 e invece è già iniziato a nevicare. Va bene, noi prendiamo quello che viene per ora. Vabbè, si parte subito con una rampa al 30%, abbiamo dovuto spingere le bici una ad una. Adesso speriamo che spiani un attimo, perché neve, rampe dure, sì certo ci siamo scaldati, non c'è dubbio, però un po' di pianura, un po' di salita dolce non ci dispiacerebbe. Inizia adesso l'asfalto, scusate, lo sterrato, e vediamo com'è. Dobbiamo arrivare alla Madonna del Frassino.
Fare questi 4 km e mezzo da Chignolo alla Madonna del Frassino sta già diventando un'impresa epica. Stiamo, vabbè, a parte la neve che è il meno, ma ci sono di quelle rampe pazzesche e ci fanno sputare sangue a spinta con il carrellino e i bagagli. Siamo abbastanza sconfortati, sono 3 ore che pedaliamo, è una parola grossa, che spingiamo la bici. Abbiamo fatto 4 km e mezzo, ce ne manca ancora 1,5 per uscire da questo calvario verso la Madonna del Frassino. Arrivati al santuario della Madonna del Frassino, eccolo qua alle mie spalle, continua a nevicare, noi ci abbiamo messo praticamente 3 ore per fare 4 km. Ora dovrebbe finire lo sterrato a spinta ed iniziare la strada che ci porterà poi al Colle di Zambla. Intanto adesso facciamo pranzo perché siamo devastati. Ripartiamo, ma qua sta nevicando sempre più forte, quindi mi sa che dovremo cercare un riparo. Adesso c'è una discesa e poi si dovrebbe risalire il colle. Vediamo se ce la facciamo. Arrivati al passo di Zambla, in mezzo alla tormenta di neve. Adesso vediamo, speriamo che ci sia qualcosa di aperto, anche se non sembra, altrimenti scenderemo sperando che il tempo migliori.